Al suono della campanella di asili e scuole materne si sono presentati anche i carabinieri del NAS. Obiettivo del controllo stabilito a livello nazionale è proprio la verifica dell'avvenuta vaccinazione come predisposto dal decreto Lorenzin. Nelle ore in cui, tra l'altro, il nuovo esecutivo Lega 5 Stelle fa retromarcia e cancella l'emendamento che dava il via libera anche ai bimbi Novax negli istituti italiani. Obbligo di profilassi dunque per andare a scuola, ma è già polemica politica su questo per il PD, che attacca la retromarcia dei grillini e la deputata 5 Stelle Baldino, relatrice della modifica, che spiega: l'obiettivo è cambiare in toto il testo per superare quanto imposto dal governo Gentiloni. Intanto però il comando NAS di Treviso ha coordinato l'attività di controllo nelle province di Treviso, Venezia e Belluno. 15 istituti monitorati a campione, 5 per provincia, con 10 uomini dell'Arma al lavoro per verificare il rispetto della presenza di un registro anagrafico vaccinazioni. Controllare poi che le autocertificazioni combaciassero con l'anagrafe regionale e i dati USL in merito. L'obiettivo è appunto individuare a livello nazionale eventuali casi di falsificazione della documentazione, sia che si tratti di autocertificazioni sia di certificati da parte delle USL di competenza. I controlli, secondo quanto si apprende, sono partiti già da ieri in nidi e materne e proseguiranno nei prossimi giorni anche negli altri istituti scolastici selezionati a campione.